Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la scuola di musica SoundCem. Cooperative agroalimentari friulane e slovene più vicine e aperte alla collaborazione. Nel 2021 una vendemmia cooperativa all'insegna della sostenibilità. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. SoundCem nasce nel 2016 come cooperativa e dopo una lunga storia proveniente dall'associazione CEM, una storia trentennale, un'associazione che si è sempre occupata di musica, promuovendo i corsi di musica a vari livelli nel Pordenonese ma anche nella zona di Maiano e San Daniele. Nel 2016, come dicevo prima, abbiamo costituito la cooperativa SoundCem e con questa promuoviamo i corsi nel territorio, corsi di musica che sono aperti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Organizziamo corsi di musica d'insieme, organizziamo anche degli spettacoli, abbiamo fatto diverse attività per quanto riguarda l'attività didattica nelle scuole o negli asili. La cooperativa SoundCem, scuola di musica, è presente in 7 comuni, da Pordenone, Fiume Veneto, San Daniele del Friuli, Morsano, Cordovado, Teglio Veneto. La scuola di musica si avvale di docenti qualificati, di docenti diplomati, prevalentemente giovani, ma che hanno la passione. Per poter insegnare musica occorre avere passione perché è un lavoro faticoso, e deve essere sostenuto appunto dalla passione per trasmetterla ai bambini e ai ragazzi. Le collaborazioni sono diverse, abbiamo collaborato con diverse scuole nel territorio, principalmente anche a San Daniele, promuovendo all'inizio dell'anno scolastico delle attività gratuite per avvicinare i bambini, per fare in modo che possano toccare lo strumento. Offriamo anche l'opportunità di avere gratuitamente lo strumento per il primo mese di prova e poi, se sono rose, fioriranno. Tanti sono i bambini che si avvicinano, una buona parte di essi continuano. Quest'anno abbiamo avuto 350 allievi come iscrizioni in tutte le varie sedi, con una ventina di insegnanti diplomati. I settori sono 2, area classica, area moderna, e quindi nella sezione classica proponiamo il violino, il pianoforte, chitarra classica, il flauto, il clarinetto, eccetera, eccetera. Nella sezione moderna tutti gli strumenti moderni, a partire dalla batteria, chitarra elettrica, con particolare attenzione all'Accademia Vocem. È un'accademia che è nata diversi anni fa, che si dedica esclusivamente alla voce. Quindi diamo l'opportunità ai ragazzi di imparare ad usare lo strumento voce e offriamo loro le opportunità anche di esibirsi in pubblico, per esempio con il concorso canoro che ogni anno promuoviamo in piazza 20 settembre a Pordenone nel mese di luglio. Cooperatori del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia pronti a sviluppare rapporti ancora più stretti. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto a Lubiana il congresso della Zagruzna Zvezda Slovenie, l'associazione delle cooperative agricole slovene che riunisce 60 cooperative con ben 13.000 agricoltori associati. Ospite virtuale, collegato da Udine in streaming, anche il presidente di Confcooperative FVG Daniele Castagnavitz. Abbiamo accolto con piacere l'invito a partecipare a questo incontro, ha detto Castagnavitz, perché la Slovenia rappresenta un ponte fondamentale per la proiezione internazionale del movimento cooperativo italiano
e per lo sviluppo di progetti transnazionali nell'ambito dei programmi europei. Nei prossimi anni vogliamo rafforzare la vocazione internazionale della cooperazione del Friuli Venezia Giulia, sia per sostenere i processi di internazionalizzazione che per cogliere le opportunità di collaborazione che fornisce la programmazione europea nel settennato 2021-2027. L'uva di buona parte della vendemmia 2021 di tutte le cantine cooperative del Friuli Venezia Giulia sarà sostenibile e certificata. Infatti, la cantina Viticoltori Friulani La Delizia di Casars della Delizia, la cantina Produttori Ramuscello e San Vito, la cantina Produttori Cormons, la cantina Vini San Giorgio di San Giorgio alla Ricchimvelda e la cantina Rauscedo hanno aderito allo schema di certificazione SQNPI, Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, gestito dal Ministero delle Politiche Agricole. Tale sistema consentirà a chi lo vorrà di apporre sull'etichetta il simpatico e conosciuto logo della petta su sfondo bianco e contorno verde. Sono 350 i soci produttori coinvolti per una superficie di vigna interessata di oltre 3.000 ettari, in un contesto dove la cooperazione vitivinicola raccoglie e vinifica oltre il 40% dell'intera produzione regionale di uva, per un fatturato complessivo che supera gli 85 milioni di euro. All'interno della nostra scuola Soundcem c'è questo percorso chiamato Vocem, che è proprio un'accademia di canto moderno. L'Accademia Vocem è stata fondata da Lorena Favot, grandissima insegnante e cantante nel nostro territorio, jazzista. Questo percorso si va a strutturare in diversi anni con diversi percorsi, non solo a livello vocale ma anche complementari come il pianoforte, l'armonia, la ritmica, e quindi abbiamo tutta una serie di materie che vanno a sostenere e a creare questo percorso per il cantante. All'interno di Vocem abbiamo anche un sacco di workshop e seminari che teniamo ogni anno. Oltre a questo, d'estate andiamo a creare saggi, eventi nelle piazze del Pordenonese e della regione. Importanti sono il Tuo Canto Libero, che è da diversi anni che facciamo nel periodo di luglio, gran finale in piazza 20 settembre, i migliori cantanti vengono selezionati per poi esibirsi con la band degli insegnanti della scuola. Un altro evento importante è Una canzone per te, dedicato invece ai più piccoli, ai bambini, e anche questo lo teniamo sempre nel mese estivo, soprattutto nel mese di giugno, e in collaborazione con l'Officina Bozzoli di San Vito e il Comune di San Vito. Di solito viene organizzato durante il periodo di San Vito in Fiore. Altri eventi che facciamo sono dedicati sempre a workshop vocali o a livello strumentale, quindi per i chitarristi. Altri corsi che abbiamo sono il corso di songwriting, quindi come scrivere una canzone, e corsi per bambini, quindi di propedeutica. Altri corsi e workshop che facciamo durante l'estate sono dedicati appunto a tutti i musicisti, dalla chitarra al canto alla batteria. La nostra scuola è sempre aperta tutto l'anno tranne il mese di agosto, quindi vi aspettiamo. L'inserimento lavorativo passa attraverso anche l'articolo 14, quindi per l'azienda Profit che ha un obbligo di assunzione di persone disabili in proporzione al numero di dipendenti, esiste la possibilità in Friuli per la quota del 40% di ottemperare a tale obbligo affidando a una cooperativa sociale delle commesse di lavoro. Questo significa che l'azienda riesce comunque ad ottemperare ad un obbligo che spesso è difficile da fare in azienda, proprio perché non esiste l'ambiente adatto ad una persona disabile. Noi invece lo facciamo di mestiere, di inserimento lavorativo, quindi siamo in grado di fornire alla persona l'ambiente, la struttura, il tutoraggio, gli ausili di cui ha bisogno per essere potenziato dal punto di vista lavorativo, e la persona disabile finalmente trova lavoro, che poi è la cosa principale.
Salve a tutti. La pandemia, l'emergenza sanitaria ha colpito duro tanti settori. Sicuramente ha colpito molto forte il settore della cultura, del turismo e dello sport. Anche nei rapporti con gli enti pubblici ci sono luci e ombre. Tutto questo ce lo facciamo raccontare oggi in questa intervista da Serena Mizzan, presidente regionale di Federcultura, Turismo e Sport di Confcooperative. Presidente Mizzan, il settore turistico e culturale è stato molto penalizzato da un anno che non finisce più di pandemia. Qual è la situazione regionale? Un breve quadro. Innanzitutto quello che dice lei, un anno che non finisce più. I problemi sono giganteschi e lo sappiamo tutti. Io non credo che sia necessario o sia utile fare delle graduatorie, è una situazione drammatica per tutti. E di tutta evidenza, nel nostro caso però, le ripetute e continue chiusure dei musei, dei teatri, dei cinema, l'impossibilità di fare spettacoli che perdura da così tanto tempo, ha creato una situazione che sta veramente diventando ingestibile. Le imprese sono in gravissima difficoltà. È vero, siamo stati in parte sostenuti dagli enti, riconosciamo alla Regione la tempestività dell'intervento, è stata una delle prime regioni in Italia ad intervenire con dei provvedimenti che hanno permesso per esempio la conferma dei contributi per le attività culturali che erano già stati assegnati nel 2020. Però, parliamoci chiaramente, non è con i ristori che si risolve la situazione. Io credo che sarà necessario arrivare a degli interventi molto profondi e soprattutto che vadano avanti del tempo. Più è lungo un periodo di crisi, più sarà lungo il periodo necessario per la ripresa. Giustamente si guarda già al futuro e questo diciamo che magari è uno spiraglio di ottimismo, ma nel frattempo bisogna portare avanti le aziende, bisogna portare avanti le imprese con le persone, con tutte le strutture che sono già in atto, già in essere e che hanno bisogno di operare. Ecco, quindi come accennava lei, i ristori, i sostegni stanno arrivando, sono arrivati, sono sufficienti, si riesce perlomeno a traguardare anche con questi aiuti un'apertura futura? Ora lei mi fa una domanda alla quale necessariamente io devo rispondere che non sono sufficienti, perché non potrebbero mai essere sufficienti dei ristori a recuperare una situazione così difficile e così compromessa. Le nostre imprese hanno dovuto attivare la cassa integrazione. Con i ristori hanno potuto far fronte ad alcune spese fisse che non sono in nessun modo derogabili. Ripeto, questo può servire a tamponare la situazione. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese rimangano in vita perché possano riprendere. Lei ha fatto riferimento al futuro. La cultura è potentemente impegnata nella costruzione del futuro per sua natura. Chi si occupa di cultura riflette per poter progettare e per poter andare avanti. È quasi naturale per noi essere proiettati nel futuro, ripensare. Molti di noi hanno rivoluzionato la loro attività perché non basta rimanere vivi come impresa. Per noi è importante anche continuare a alimentare il nostro pubblico, che siano musei, che siano cinema, che siano teatri, che siano soggetti che preparano e organizzano eventi. Il nostro pubblico ha diritto di continuare ad avere dei servizi. Molti di noi hanno attivato moltissimi servizi online che comportano dei costi che noi non possiamo ribaltare sul nostro pubblico. In questa situazione perché noi soffriamo di una doppia crisi. La crisi che investe noi come impresa e la crisi che investe l'intera popolazione che si trova ad avere una disponibilità di denaro estremamente ridotta e quindi non ha la possibilità di spenderlo per acquisire servizi culturali. Benissimo, ma intanto c'è ancora il presente che incombe e il presente vuol dire per tutte le imprese della cultura, dello sport, del turismo avere a che fare molto spesso e anche correttamente con gli enti pubblici. Quindi in tema di appalti, in tema di affidamenti, che problematiche ci sono? Perché anche qui forse snellendo qualcosa, migliorando, si potrebbe vedere qualcosa di positivo per il futuro. Beh, io credo che quando c'è una crisi bisogna sempre cercare di trovare anche nelle crisi qualcosa di positivo. E cosa può essere di positivo in una crisi? Il cambiamento. Alla base di un cambiamento c'è sempre una crisi. Che cosa sta accadendo?
Devono essere rifatti dei bandi, devono essere fatte le gare d'appalto per gestione di luoghi di cultura. Ora, io credo che dopo questa crisi noi dobbiamo fare in modo che sia sempre più chiaro e evidente, e la crisi ce l'ha mostrato, come i servizi che vengono realizzati all'interno dei beni culturali, ripeto, teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche, sono servizi ad alta professionalità. E io credo che le imprese culturali possano dare un contributo significativo a questo. C'è un però, deve essere chiaro nel momento in cui le amministrazioni pubbliche predispongono le gare d'appalto per la gestione di questi servizi, che c'è una significativa differenza tra i vari servizi che essi mettono a bando. Molto tempo fa, con la legge Ronchey, fu introdotto il principio, anzi direi la terminologia, dei servizi aggiuntivi. Quella legge ebbe il grande valore di dare la possibilità di esternalizzare, chiamiamo così, alcuni servizi e li chiamò servizi aggiuntivi. Ora sono passati molti anni, sono passati più di 30 anni. Quelli che allora erano definiti servizi aggiuntivi sono in realtà i servizi fondamentali delle istituzioni culturali, sono alla base della vita stessa, quindi non possono essere assimilati a servizi, diciamo, a minore valore aggiunto, senza nulla togliere ovviamente a diverse professionalità. Penso all'assistenza al pubblico, all'accoglienza del pubblico. Sono diventati servizi, nella nuova organizzazione dei servizi culturali, che richiedono una professionalità speciale, che è quella tipica che troviamo all'interno delle imprese culturali. Non vanno confuse con altre professionalità. Noi, con il nostro personale, dobbiamo fare grossi investimenti in formazione, per esempio. Questo comporta dei costi dal punto di vista dei costi del personale. Orbene, se gli enti pubblici vogliono che all'interno delle loro istituzioni culturali ci siano dei servizi di qualità, è assolutamente necessario che questi servizi siano gestiti da imprese che hanno delle professionalità ad alto valore aggiunto, e questo ha dei costi che vanno riconosciuti. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Siamo a Cargnacco, sede della cooperativa Aedis, è una comunità residenziale continuativa per i ragazzi. Abbiamo ragazzi minori stranieri e ragazzi minori italiani, che è una cosa splendida anche perché per l'integrità di tutto questo, nel poter scambiarsi le culture e le proprie educazioni. Abbiamo un'equipe fantastica di educatori e di operatori che appunto seguono questi nostri ragazzi con le lezioni di lingua italiana per apprendere appunto il livello di A1 che è necessario per un futuro lavorativo per i nostri ragazzi. Abbiamo un sacco di attività didattiche, facciamo le biciclette, disegnano sul legno, abbiamo un orto e all'interno del nostro orto abbiamo anche il pollaio dove i ragazzi appunto ogni giorno si occupano di questi meravigliosi animali. Abbiamo anche altre comunità, sempre a Pozzuolo del Friuli, a Carpeneto. Abbiamo più o meno la stessa impronta, c'è un orto anche lì, non abbiamo il pollaio, però comunque i ragazzi hanno un sacco di attività, ridipingono i muri, fanno graffiti, hanno attività di tipo anche loro scolastico. Ogni tanto collaboriamo anche con altre associazioni appunto per portarli in giro e fargli conoscere altri ragazzi e altri mondi. Abbiamo un'altra struttura a Pasian di Prato, che è una struttura dove appunto solitamente i ragazzi sono apposta lì per imparare l'italiano, che sono un attimo più indietro rispetto agli altri, e poi abbiamo l'ultima struttura di Udine, che è quella appunto sociosanitaria educativa.
La cooperativa EDIS è nata nel 2016 a Pasian di Prato, è nata come una piccola cooperativa di 12 ragazzi. Successivamente negli anni ci siamo sviluppati molto velocemente, abbiamo circa 30 dipendenti e sono passati almeno 2000 ragazzi. Tutti questi ragazzi hanno poi successivamente avuto un futuro, i documenti. E collaboriamo con gli enti pubblici, quindi col comune, con la questura, con la prefettura. E abbiamo deciso appunto questa formula di famiglia, di case piccole, non alberghi o strutture grandi, proprio per dare l'idea di famiglia, di casa, di unione e di stare bene insieme, ecco. Nello specifico la struttura di Udine fa parte del gruppo di strutture di Aedis che accoglie minori, non soltanto minori stranieri non accompagnati ma anche italiani. Udine nello specifico è deputata a fare le quarantene e gli isolamenti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano e sono rintracciati nel territorio. La struttura di Udine ha iniziato le attività a fine agosto, grazie soprattutto anche all'impulso dato dal Comune di Udine, che ha ritenuto di portarsi avanti con il lavoro e quindi dedicare una struttura all'accoglienza dei numerosi minori stranieri che vengono rintracciati nel territorio. Noi collaboriamo appunto quindi con le istituzioni, soprattutto con il Comune, ma anche ovviamente con tutte le forze di polizia che portano qui i ragazzi quando vengono rintracciati. Noi in collaborazione con l'azienda sanitaria iniziamo il protocollo sanitario adeguato, noi li accogliamo, facciamo noi i tamponi, il primo tampone, i ragazzi a quel punto, se viene riscontrata una positività, vengono messi in isolamento, se viene invece riscontrata la negatività al tampone, continuano la loro quarantena. In questo momento la quarantena è di 14 giorni, verso la scadenza, 13ª, 14ª giornata, viene fatto un tampone finale per quelli che sono in quarantena. Nel momento in cui il tampone si riscontra negativo, i ragazzi escono dalla quarantena e vengono affidati alle strutture definitive residenziali presenti sul territorio. Gli isolamenti invece sono né più né meno come gli isolamenti di tutta quanta la popolazione, quindi ogni circa in 10ª giornata viene fatto un nuovo tampone molecolare. A seconda del risultato la persona può uscire dall'isolamento oppure continua l'isolamento al massimo fino al 21° giorno. Noi qui siamo attrezzati per dividere ovviamente, abbiamo delle zone di isolamento e delle zone invece generali dedicate alla quarantena. Abbiamo tutti quanti gli strumenti medici e sanitari per gestire entrambe le situazioni, come avete visto. Molto semplicemente quest'anno il flusso è già particolarmente significativo, di solito all'inizio dell'anno i riscontri non sono numerosi, noi invece dall'inizio dell'anno viaggiamo già intorno ai 200 ragazzi e quindi sono numeri importanti che preannunciano un anno particolarmente importante dal punto di vista degli arrivi presunti. E noi abbiamo iniziato questa attività quarantena e isolamento da metà maggio. Da metà maggio ad oggi fondamentalmente noi abbiamo gestito circa 1000 minori.